Noi continuiamo il nostro viaggio in Carnia, in questa zona del Friuli Venezia Giulia particolarmente vasta, perché è molto ampia la destinazione Carnia, destinazione molto bella, come abbiamo visto, come vedete dalle immagini, da un punto di vista naturalistico, da un punto di vista di tutto ciò che può offrire. È un'arte antica, un'arte legata al territorio, ma siamo qui con un'amica, la signora Paola Schneider, un'amica che già si è occupata di Carnia come ex presidente di Carnia Welcome, oggi come presidente della Federalberghi, e quindi non possiamo che intanto salutarla, grazie per essere con noi, e soprattutto farci raccontare di una cosa molto particolare, sì, della ricettività alberghiera, ma di questo albergo diffuso che è nato proprio qui. Sì, in Carnia abbiamo circa 3.000 posti letto dislocati nelle destinazioni principalmente turistiche, che sono Ravascletto, Sauris, Forniavoltri, Arta e Forni di Sopra. È vero che qui è nato l'albergo diffuso, siamo orgogliosi che sia nato proprio qui. Il primo albergo diffuso è nato a Sauris e a Comelians, e poi man mano si sono diffusi a livello sia regionale che a livello nazionale. Quindi è un recupero di quello che sono le vecchie case, i vecchi fienili legati all'amministrazione comunale, legati anche a privati, che vengono ristrutturati e gestiti con un'unica reception, come vediamo delle immagini molto belle sia dentro che fuori queste case, ma soprattutto ci vanno a far vivere l'ospite nella realtà di una volta. Sì, esattamente, diciamo che tutte le case, soprattutto quelle in mezzo ai paesi che dovevano essere ristrutturate, sono state riunite in questo albergo diffuso, ristrutturate a livello proprio caratteristico e cercate di far funzionare attraverso un nuovo tipo di recettività. Una recettività che tra l'altro piace moltissimo, molto agli stranieri perché ne sono abituati, ma tantissimo anche agli italiani. Ma parlando di vita vissuta all'interno dei borghi e delle case della Carnia, abbiamo visitato il museo di Tolmezzo dell'Arte Carnica. Devo dire molto interessante, uno spaccato di vita contadina, uno spaccato di vita. Uno spaccato di vita di una volta. Questo museo riproduce proprio la vita familiare di una volta, per cui lì troverete uno spaccato proprio della vita familiare di una casa signorile, però delle case signorili di una volta, ed è molto particolare, molto bello da visitare, e si imparano anche tante cose. Ma parlando di discorso dedicato all'arte carnica, non possiamo che inserirci in un argomento molto bello, perché è fatto di cose belle, che è l'arte tessile. L'arte tessile deriva proprio dalla tradizione carnica, perché ci sono vari tipi di tessitura. C'è quella a Villa Santina, che diciamo che è la più strutturata, e poi arriviamo a Sauris, che è molto particolare, riprende i vecchi disegni di una volta, i vecchi colori di una volta, per andare poi a Comelians, dove c'è la Volpato, che ha una tessitura stupenda anche lì. Tessitura molto particolare sia a livello importante, diciamo a livello industriale, sia a livello invece un po' più specifico. Le sorelle di Sauris ci hanno fatto vedere dei tessuti veramente eccezionali. A questo punto siamo a Sauris, in questa giornata tra l'altro spettacolare, con questa diga, questo invaso ormai naturale, per come fa parte della tradizione e del territorio, questi azzurri e questi verdi. Abbiamo provato a fotografare questo lago, devo dire che ogni 10 minuti cambia il colore, è qualcosa di eccezionale, è bello e è importante dal punto di vista energetico. E parlando di prodotti, ma soprattutto di chicche, di particolarità che ci sono in Carnia, siamo andati a visitare il paese degli orologi. Ci racconta un po'? Il paese degli orologi si trova a Pesaris, però diciamo tutto il comune di Prato Carnico, di cui fa parte anche Pesaris, e si chiama la Valle del Tempo. La Valle del Tempo proprio perché i primi orologi sono nati proprio là. La Solari è stata famosa nel 700, nell'800, nel 900, e anche adesso è ancora famosa, pur essendo ristrutturata e non stando più a Prato Carnico, ma la sede è da un'altra parte. Trova un bellissimo museo dell'orologio, trova anche una via dove ci sono tutti i tipi di orologi, quello ad acqua, quello ad aria, quello con le campane, ci sono vari tipi di
di orologi dislocati lungo la via di Pesaris, e lì si può passare una bellissima mezza giornata proprio a visitare sia il museo che questa via molto particolare. Sì, ce l'hanno raccontata e invece di avere una pista ciclabile hanno una pista degli orologi, è una cosa molto particolare. Ma tornando alle cose particolari della zona della Carnia, non possiamo citare che caseifici, malghe, soprattutto in questo periodo arrivano o partono tutto quello che sono le vostre bestie. Sì, diciamo che da qui parte proprio la via delle malghe, per cui ci sono almeno 7 malghe monticate, e in questo periodo salgono il bestiame che viene da Ampezzo, da Nemonzo e dalle zone limitrofe, e da lì nascono tutti i prodotti di malghe, prodotti caseari che sono molto particolari. Addirittura ogni tipo di malga ha il formaggio di malga che ha un sapore diverso l'un dall'altro, proprio a seconda dell'erba che mangia il bestiame. E secondo anche dall'affumicatura, abbiamo visto. Sì, il formaggio di solito non è affumicato, ma viene mantenuto in queste stanze mezze aperte, mezze chiuse, in modo da stagionarlo in maniera differente a seconda proprio della tradizione della malga. E il profumo di affumicato l'abbiamo anche visto da Wolf, e qui parliamo invece di prosciutti, perché il prosciutto di Sauris, voglio dire, è noto ormai credo in tutto il mondo. Ecco, il prosciutto di Sauris sì, è affumicato, la maggior parte proprio il prodotto tipico è quello affumicato. Di solito viene mantenuto in affumicatura e in stagionatura almeno 12 mesi e dopo viene venduto. Ma al di là del prosciutto c'è lo speck, ci sono il salame, c'è il guanciale, c'è il lardo alle erbe, ci sono tantissimi prodotti. E il nostro prosciuttificio storico, al di là del fatto che ce n'è anche un altro molto, molto particolare, anche quello lì, nel senso che fa una stagionatura molto, molto più lunga, molto più particolare. Certo, arrivare qui significa dover assaggiare il prosciutto, dover assaggiare i formaggi, dover assaggiare i nostri prodotti tipici e la nostra cucina. E la signora, voglio dire, intanto ci siamo sacrificati benissimo noi a assaggiare tutte queste cose buone, e poi la signora Schneider se ne occupa bene di gastronomia e di cose buone perché è cuoca nella sua struttura. Ma prima ci racconti qualcosa di speciale, cosa si viene a mangiare da queste parti, a parte il formaggio e il prosciutto, ma proprio un alimento, un pranzo, ecco, un pranzo vostro. In tutta la Carnia sono famosi i chiassons. Il chiassons è una specie di agnolotto con un ripieno che deriva proprio dalla vecchia tradizione dei kramars, che erano le persone che andavano a vendere le spezie dalla Carnia, andavano verso la Germania e verso l'Austria. Quando ritornavano le donne ripulivano tutti i cassettini di queste spezie e con questo facevano un impasto particolare proprio per riempire questi agnolotti che si chiamano chiassons. Ci sono 63 ricette diverse di chiassons, per cui potete immaginare ognuno ha la sua, esattamente. Per cui il piatto tipico proprio è il chiassons. Il secondo piatto tipico è il frico di patate, che anche lì viene designato a seconda delle località, con l'erba cipollina piuttosto che con la cipolla, piuttosto che con altre erbe, ed è il piatto tipico per eccellenza come secondo. E poi ci sono tantissimi altri prodotti, le torte alle noci, perché non dico a Sauris perché Sauris è un pochettino più alto, ma in tutto il resto della Carnia ci sono molte noci, nocciole, per cui vengono lavorate proprio per questo tipo di dolce. Un altro tipo di dolce proprio ripreso dalla tradizione sono le frittelle, che vengono aromatizzate, almeno una volta vengono aromatizzate solo con quello che si conosceva, per cui la menta selvatica e la salvia. Molto buone, e poi annaffiati da un ottimo vino e soprattutto da una birra che abbiamo visto che si sposa benissimo col prosciutto di Sauris, questa birra particolare che si fa da queste parti. Sì, a Sauris c'è questo micro birrificio che si chiama Zare Beer e fa questo tipo di birra che va dalla birra chiara alla rossa e alla fumicata, molto buone, ottime veramente. Però ci sono anche altri tipi di micro birrifici. Uno ce n'è a Forno di Sopra che la fa con
con le erbe, è molto particolare anche quella, e poi non bisogna dimenticare la nostra acqua che si chiama la goccia di Carnia, è sempre presente sui nostri tavoli. Insomma, da queste parti hanno tutto. Questo che cosa significa? Che ci siamo arrampicati, abbiamo fatto del trekking, abbiamo fatto delle ottime mangiate, delle ottime bevute, e poi a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo smaltire un po', ma soprattutto farci coccolare nei centri benessere. Qui a Sauris hanno aperto da poco un centro benessere che è uno spettacolo perché è dentro la foresta, quindi totalmente immerso nel verde, dove c'è la possibilità di fare dei bagni di fieno molto particolari, e a questo punto di benessere in benessere il benessere di casa sua, perché anche lei nella sua struttura, nel suo albergo, ha un piccolo centro benessere. Sì, il nostro è un piccolo centro benessere proprio a livello di albergo per i nostri clienti, dove c'è la biosauna, la sauna finlandese, il bagno turco, docce cromatiche, il solarium, che è molto bello perché ha una vista spettacolare sulle montagne e sul lago di Sauris, e poi c'è la possibilità di fare massaggi di vari tipi, per cui è completo, piccolo ma completo. Quante camere ha la sua struttura e come è composta? Allora, sono 7 camere nella struttura principale, più 7 camere nella nostra dépendance che guarda direttamente al lago e ha una vista veramente meravigliosa, per cui sono 14 camere in tutto, ed è proprio a livello familiare, ecco, si riesce a gestirlo molto bene come famiglia. Il nome della struttura, perché io altrimenti faccio qualche casino? La struttura si chiama Rigler House, noi siamo una piccola isola linguistica tedesca, per cui tutti i nostri toponimi sono ripresi dalla tradizione e ogni casa ha il suo toponimo, ma anche perché i nostri cognomi sono quasi tutti uguali, no? Per cui per distinguerci abbiamo deciso che ogni casa deve avere un toponimo. Bene, e allora da questo angolo veramente di paradiso, dove ce n'è per stare da un weekend lungo a veramente parecchio periodo, quindi la settimana che può essere la settimana del trekking, la settimana della natura, la settimana legata alla gastronomia, ce n'è per tutti i gusti, per tutte le tasche, come abbiamo già visto nello speciale di viaggivacanze.info. Vi invito a trovare le altre video interviste, gli articoli e le gallerie fotografiche, e la possibilità di una quest'ape mi vuole mordere, e la possibilità di fare una vacanza bella, una vacanza a contatto con la natura, una vacanza che ha un profumo e un'armonia dei tempi passati. Grazie Paola, vi aspetto su Viaggi Vacanze. Da Rosanna Fudoli è tutto.